Alle 22:39 del 9 ottobre 1963, in una valle sconosciuta tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, in soli 4 minuti e mezzo si consumò la più grande tragedia nella storia delle Alpi. Una gigantesca frana, staccatasi dal Monte Toc, si abbatté sul bacino artificiale del Vajont. Il terribile impatto sollevò una colonna d'acqua che si infranse con inaudita violenza nella sottostante valle del Piave, abbattendosi nella prospicente cittadina di Longarone e gli abitati di Vajont, Rivalta, Codissago, Pirago, Villanova, Faè. Un'altra onda, meno imponente ma altrettanto devastante, spazzò nell'alta valle del Vajont le borgate di San Martino, Spesse, Pineda, frazioni di Erto. Quasi 2000 le vittime, bambini, giovani, donne, uomini e anziani, derubati della vita, della dignità della morte, di una sepoltura. Per i superstiti, oltre a un dolore senza confine, un oltraggio alle loro radici, alla loro storia. Le croci del cimitero di Fortogna, la grande muraglia della diga, la ferita lasciata dalla frana sul corpo vivo del Toc, restano a memoria dell'ennesima offesa recata dall'uomo alla natura e, come terribile ammonimento, a non superare mai più i confini posti da Dio alla sua presunzione. Sconvolgente ed indescrivibile lo spettacolo presentatosi all'alba del 10 ottobre agli occhi dei superstiti e dei soccorritori. Longarone non c'era più. Non le strade, i ponti, la ferrovia, le chiese, i palazzi, le case. Tutto era stato schiantato, tritato e trascinato via dalla mostruosa massa d'acqua, roccia e detriti. 50 milioni di metri cubi d'acqua che, dopo essere passati sopra la diga su un fronte di 130 metri e un'altezza di 150, raggiunsero dopo 4 minuti l'abitato di Longarone e parte del versante destro del Piave. Il reflusso dell'onda andò verso Ponte nelle Alpi e la raggiunse con un'altezza di 12 metri e una portata di 4-5 mila metri cubi al secondo. Il letto del Piave appariva ingombro di blocchi di cemento slabbrati, di ferraglia contorta, di tronchi d'albero e di legname, di lastre d'asfalto e di pietra, residui di quelle che poche ore prima erano le strade e i palazzi di Longarone. E soprattutto, in parte ricoperti da sabbie e detriti, altri trascinati dalle acque del fiume, altri impigliati nei cespugli o abbandonati lungo le rive a Ponte nelle Alpi, Belluno, Sedico, Santa Giustina e più in là, fino a San Donà di Piave, i poveri corpi di centinaia di vittime, spogliati, oltraggiati, deformati. Mentre a Longarone si scavava nella pietraia e si scandagliava la grande fossa d'acqua formatasi in seguito al poderoso urto dell'onda sul greto del fiume, a nord di Fortogna, su un terreno acquistato d'urgenza dal comune, le ruspe stavano delimitando un grande cimitero, dove già affluivano le prime bare, dopo aver espletato le struggenti pratiche del riconoscimento delle salme. Sui tumuli, semplici croci di legno.
Soltanto diversi giorni più tardi fu possibile considerare conclusa la pietosa opera del recupero delle salme e fare un primo bilancio della catastrofe. Longarone aveva perduto 1456 dei suoi figli, 32% della popolazione, l'80% dei presenti nel capoluogo. I sobborghi di Pirago, Rivalta, Villanova e Faè erano stati spianati. Sulla riva opposta anche Codissago e Vaionte, piccole frazioni di Castellavazzo, erano rimaste colpite. Case travolte, fabbriche scomparse, numerose le vittime, 109. Di Pirago era rimasto miracolosamente in piedi soltanto il campanile dell'antica chiesa frazionale, divenuto poi uno dei simboli della catastrofe. In alto, nella Val Vaillant, l'intero fianco del Monte Toc era scivolato nel lago per un'altezza di 700 metri e una larghezza di 2 chilometri. La massa franosa di 300 milioni di metri cubi aveva colmato per circa la metà il bacino, formando 2 laghi. Il fondovalle si era alzato di 300 metri e aveva raccordato il terrazzo laterale di Pineda con quello di Casso, formando un vasto altipiano di detriti. I borghi di Lespesse e Pineda scomparvero nelle acque torbide del lago, assieme ai loro abitanti. I morti furono 106. A San Martino, assieme alla millenaria chiesa, furono distrutte alcune case, 26 i morti. L'onda investì anche le frazioni di Certenne, Frasein, il Cristo e colpì marginalmente anche l'abitato di Casso, 26 i morti. Più in là, l'onda distrusse il coronamento della diga, il cantiere e la centrale del Colomber, 42 i morti. Allo sperone di fortezza, che aveva deviato l'onda in risalita dal lago, dovettero invece la loro salvezza Erto e i loro abitanti. La ricerca delle salme fu la prima preoccupazione della popolazione, che si rese conto del cataclisma che l'aveva colpita soltanto con l'avvento del giorno. La valle non era più quella che si conosceva da sempre, il lago diviso in 2. Quella nuova montagna formata dalla frana e la livida emme del monte, prima verdeggiante, ora liscia lastra di roccia, erano lì, a richiamare per sempre la memoria dell'Apocalisse, che accompagnò il formarsi, millenni di anni fa, delle Alpi. Un paesaggio lunare, precluso alle tradizionali attività dell'uomo e forse anche alla sua presenza. Se a Longarone i superstiti potevano contare sulla ricostruzione del paese, dove gli avi lo avevano voluto e reso accogliente, in Val Vaillant questa certezza era all'indomani della tragedia molto vana. È vero che Erto era rimasta intatta come pure Casso, Pineda e San Martino, ma la caduta della frana aveva esaurito i rischi. La parte superiore del bacino artificiale era rimasta senza sbocco e le sue acque, alzandosi, potevano invadere l'abitato di Erto. Non basta. Chi poteva garantire che nelle strutture rocciose non si fossero formate delle fratture tali da escludere altri cataclismi? Senza attendere risposte, l'autorità prefettizia dispose l'immediato sgombero della valle, che fu completato 2 giorni più tardi. La maggior parte degli erto-cassanesi trovò ospitalità a Ponte nelle Alpi, altri a Cimolais e Clout, dove poi venne costruito un villaggio prefabbricato. La catastrofe del Vaillant scosse profondamente l'opinione pubblica e mondiale. I soccorsi tempestivi, la solidarietà generosa, non bastarono tuttavia a rendere meno faticosa, sofferta e contrastata la ricostruzione.
Soprattutto per le genti del Vajont, il dopo si rivelò amaro, intessuto di privazioni, sofferenze e umiliazioni, culminate con la divisione della comunità erto-cassanese, quella che voleva a tutti i costi ritornare nella valle forzatamente abbandonata e quella che subì il trasferimento in un nuovo centro abitato, Vajont, costruito nel territorio di Maniago. L'intendimento iniziale era quello di fare un'isola amministrativa di Erto Casso, ma il mancato accoglimento della proposta e l'inasprirsi dei contrasti interni portarono al consolidamento di un comune autonomo e alla conseguente formalizzazione della scissione della comunità erto-cassanese. Un'altra parte degli erto-cassanesi si rifugiò nella valle del Piave, dove oggi vivono in un quartiere denominato Nuova Erto. Situato ai margini della strada per Belluno, in comune di Ponte nelle Alpi, venne costruito appositamente per loro, che però, al contrario di Vajont, non si costituì in entità amministrativa separata. Casso oggi è un paese fantasma, abitato solamente da una decina di persone. Gli ertani, invece, hanno ripopolato la valle, alcuni nelle vecchie case in parte riattate, altri nel nuovo abitato di Stortan. Tutte le antiche attività sono scomparse. Il paese vive con i proventi del lavoro nelle industrie della Valle del Piave. Longarone è stata ricostruita ex novo. Di vecchio ha conservato soltanto il nome. Tutto il resto è edilizia moderna, di stile avveniristico, ma già datata. Non manca nulla alla cittadina. La chiesa, ricostruita sul sedime di quella distrutta, gli asili, le scuole, le strade e le piazze con i nomi di quelle precedenti, la stazione ferroviaria, la zona industriale, il quartiere fieristico e ancora il palazzo dello sport e i campi da gioco. Ha scritto Ivo Mattozzi: non si è avuta attenzione per il passato, per la cultura e il tessuto sociale di Longarone. Nessuno si è preoccupato sul tipo di società, sulla qualità della vita, sul quale fosse stata l'organizzazione dello spazio urbano. Si è pensato soltanto al ripristino delle funzioni. Una cosa non hanno potuto fare: restituire ai sopravvissuti e ai nuovi abitanti il sapore della Longarone distrutta. Prima di quel fatale 9 ottobre, ben pochi sapevano dell'esistenza di una valle sperduta fra i monti delle Prealpi Carniche. Una valle caratterizzata da rive e forre scoscese, magri prati e radi boschi, e isolata, fin dall'inizio di questo secolo, sia dalla Valle del Piave, sia dalla Valcellina, perché priva di strade. Per raggiungere Longarone e Cimolais si doveva percorrere un'impervia mulattiera che attraversava gli abitati di Erto e Casso. Unica risorsa della valle, l'allevamento e la silvicoltura, oltre a quella, peraltro modesta, del marmo rosso di Buscada. Il rivenimento in località Champuz di una sepoltura di oggetti fittili e di bronzo ha datato la presenza umana nella valle addirittura al Neolitico. È tuttavia prudente far risalire l'insediamento ermano alla tarda età imperiale. Al XV secolo risale invece l'insediamento a Casso di una piccola comunità, forse proveniente dal Rodigino, a conclusione di un lungo pellegrinaggio.
La convivenza dei nuovi venuti con gli abitanti di Erto fu sin dall'inizio difficile. Frequenti furono le vertenze davanti alla magistratura veneta per piccole questioni attinenti le proprietà, i diritti d'uso, i pedaggi. Troppe erano le diversità di lingua, d'origine e di costume. A Erto si parla il ladino, a Casso il veneto bellunese. Non meraviglia quindi che i Cassani, complice una frana dal Monte Salta nel 1674 che li privò di prati e boschi, abbiano pensato seriamente di abbandonare la valle. Fu loro offerta la possibilità di trasferirsi nella zona di Vivaro, nell'alta pianura pordenonese. Una rapida visita al sito proposto, però, fece loro cambiare idea. Restarono così nell'impervio paese, caratterizzato dalle case a torre, con i tetti inclinati e ricoperti di lastre in pietra. L'attività boschiva, l'allevamento di bestiame e il commercio ambulante di utensili in legno costituirono l'attività principale delle genti del Vajont. L'emigrazione, a partire dal secolo scorso, è stata invece l'unica alternativa alla miseria che le è rimasta addosso, determinando un costante spopolamento e il rischio di una irreparabile diaspora. Alle soglie dell'Ottocento, l'emigrazione imposta dalle ristrettezze economiche e dall'aumento delle bocche da sfamare si accentuò notevolmente. I Cassani, abili nel trasporto del legname di acqua, ma anche nei boschi e nella carpenteria come muratori, andarono a lavorare in Austria, in Croazia, in Romania, spingendosi fino in Russia. Più tardi, nel 1778, alcune famiglie, sempre di Erto e Casso, si trasferirono in Brasile, dove parteciparono assieme ad altri immigrati addirittura alla fondazione di una città, Urussanga. Altre famiglie si stabilirono in Argentina. Cassani operarono successivamente nel Baden, in Westfalia e in Prussia, dove dettero ottimi esempi delle loro capacità nella costruzione di impianti idroelettrici. Al Tonale in Val Redena, ai Sabbioni in Val Formazza, ad Assuan in Egitto e per ultimo a Vajont. Sullo sperone roccioso che chiude la lunga e stretta forra dell'alta valle del Piave, i Romani costruirono un castello, intorno al quale si costituì un centro abitato, che con il tempo si chiamò Lavazzo, dal nome dell'antica tribù che popolava il territorio, e successivamente Castello Lavazzo. Intorno all'anno 1000, sui resti dell'antico castello, sorse una pieve, alla quale fu data la giurisdizione su 12 ville, fra le quali Longarone. Quest'ultima divenne ben presto importante anche grazie alla sua felice collocazione, al centro del crocevia delle acque del Piave, del Maè e del Vajont, nei quali venivano fluitate le pietre estratte dalle cave di Lavazzo e il legname dei boschi del Cadore e delle valli circostanti. Già nel XIV secolo si costruivano case in pietra e poco a poco il paese assunse un aspetto tipicamente urbano, definito nel corso del Settecento e nella prima metà dell'Ottocento. Il capoluogo si costituì lungo la strada Alemagna. Da segnalare i bei palazzi costruiti da un illuminato ceto borghese, che si fece carico dell'industrializzazione del territorio. Il comune di Longarone si estende su una superficie di 10.340 ettari e conta 11 centri abitati. Sulla sinistra Dogna e Provagna, a destra Villanova, Faè e Fortogna. Nella Val Maè, Muda, Igne e Soffranco
e sulla destra del Piave Roggia, Rivalta e Pirago. Fu anche costruita la chiesa dedicata all'Immacolata Concezione, che nel 1799 diventò parrocchia arcipretale. In quella tragica notte l'ondata la spazzò via e assieme ad essa innumerevoli opere d'arte del Piazzetta, del Cappella e del Diziani. La prima chiesa di Longarone però fu quella di Pirago, edificata nel 1300. Nel 1900 iniziò la produzione, nella frazione di Vajont di Castellavazzo, la cartiera Protti, successivamente diventata cartiera di Verona, le cui macchine venivano mosse dall'energia prodotta da una centrale, nella quale veniva convogliata l'acqua del torrente Vajont, fatta scorrere in un canale scavato nella roccia per circa 7 chilometri. Negli anni 30 si aprì la fase propriamente industriale dell'economia di Longarone, che poté contare su una fabbrica di faesite che dava lavoro a 200 operai, un cementificio, alcune imprese edili, sulla già citata cartiera e un biscottificio. Successivamente la situazione si modificò in peggio per il progressivo abbandono delle attività tradizionali. Oltre alle malghe venne chiusa anche una latteria e si sciolse la compagnia dei teleferisti. Per fortuna tenne l'industria, che contava su 800 addetti, ma che dovette sostenere notevoli sforzi per il suo ammodernamento e la sua trasformazione. L'industria idroelettrica ha trovato nelle valli del Piave, del Vajont, del Cellina e del Meduna gli ambienti ideali per opere di eccezionale valenza tecnologica ed economica. Le numerose strette, la conformità delle rocce e l'impermeabilità dei versanti si dimostrarono quanto mai adatti alla costruzione di imponenti sbarramenti e la conseguente formazione di grandi bacini artificiali, le cui acque, sfruttando salti successivi, facevano muovere le turbine di centrali idroelettriche, capaci di produrre ingenti quantitativi di energia motrice. Risale al periodo 1910-1930 la grande impresa del Piave Santa Croce che permise l'utilizzo del lago naturale di Santa Croce, il maggiore del Veneto dopo il Garda, come immenso serbatoio che, alimentato dall'acqua derivata dal Piave, consentì il funzionamento di una serie di centrali a cascata, coinvolgendo vari bacini lacustri minori della valle del Fadalto. Il progetto, firmato dal pordenonese ingegnere Antonio Pitter e realizzato dalla società cellina SIUFIV, fu avviato nel 1914 e completato nel 1930. In precedenza, nel 1905, in Valcellina, si era realizzato sempre ad opera della SIUFIV e su progetto dell'ingegnere Aristide Zenari un notevole impianto idroelettrico, sbarrando con una diga alta 18 metri il corso del torrente Cellina. La società adriatica di elettricità, SADE, che nel contempo aveva assorbito oltre la SIUFIV anche la società idroelettrica Dolomiti, rivolse quindi le sue attenzioni al Medio Piave e nel 1940 presentò un ambizioso programma di utilizzo delle acque del Piave stesso e dei suoi tributari. Prevedeva la costruzione di 4 bacini artificiali, a Vodo e Valle di Cadore sul Boite, a Pieve di Cadore sul Piave e in corrispondenza del Ponte del Colomber in Val Vajont. 4 erano le centrali previste funzionanti a catena. Pontesei, con una produzione annua di 21 milioni di kilowattora, Gardona, con 66 milioni di kilowattora, Colomber, con una produzione annua di 24 milioni di kilowattora, e Soverzene, con 825 milioni di kilowattora. Imponente il reticolo di gallerie scavate nella roccia per collegare i serbatoi con le centrali. Quella da Pieve di Cadore a Soverzene è lunga 27 chilometri.
Il sistema idroelettrico, denominato Grande Vaillant, a sua volta sarebbe stato inserito in quello più ampio, costituito dagli impianti dell'Alto Piave Ansiei, con i serbatoi di Santa Caterina e Comelico realizzati a nord e dal Piave Santa Croce a sud. Nel progetto esecutivo, elaborato nel 1948, la diga del Vaillant avrebbe dovuto avere un'altezza di 202 metri, sufficiente per formare un invaso della capacità di 71 milioni e 400 mila metri cubi d'acqua, di cui 58 milioni utili. Quando nel gennaio del 1957 la SADE iniziò i lavori, le esigenze erano già cambiate. L'invaso, per assolvere la duplice funzione, doveva avere una capienza di 168 milioni 715 mila metri cubi d'acqua, di cui 150 milioni utili. Così si decise di innalzare il livello del serbatoio da quota 677 a quota 722,5. I getti di calcestruzzo iniziarono nell'aprile del 1958 e furono completati nell'agosto del 1960. In 2 anni, quindi, quella che doveva essere per breve tempo la più alta diga del mondo divenne realtà. A distanza di 20 anni dalla presentazione del progetto, il sistema Grande Vaillant era realtà, una splendida realtà, visualizzata dalla possente muraglia di cemento armato, e vi lavorarono circa 400 operai, in parte di Erto e Casso. Mancavano soltanto le prove di invaso, il collaudo della diga e le autorizzazioni alla messa in esercizio dell'impianto. L'euforia e l'orgoglio dei dirigenti, tecnici e maestranze di lì a poco si sarebbero gelati a fronte di una successione di eventi inattesi ed allarmanti, trasformandosi in impotenza, disperazione e dolore quando la notte del 9 ottobre del 1963 dal Monte Toc si staccò l'immane frana che portò morte e desolazione nel Vaillant e sulle rive del Piave. Quando nel gennaio del 1948 la SADE confermò il disegno per la realizzazione del sistema idraulico, le amministrazioni comunali di Calalzo, Perarolo, Soverzene, Longarone ed Erto Casso sollevarono dei dubbi sulla sicurezza delle opere, prospettando possibili danni all'ambiente e alle economie agricole delle valli, con conseguenti pericoli per i centri abitati. Ciò nonostante, non furono ascoltate. I milioni di kilowatt-ora che gli impianti del Medio Piave avrebbero prodotto erano necessari per sostenere lo sforzo di ricostruzione del paese, perché i forti investimenti richiesti all'industria idroelettrica avrebbero creato le indispensabili risorse energetiche e garantito un forte indotto. Il progetto ottenne senza difficoltà l'approvazione del governo e fu realizzato in tempi brevi. Gli sbarramenti di Pieve, di Valle, di Val Gallina e del Vaillant, assieme alle centrali di Pontesei, Gardona, Colomber e Soverzene, entrarono ben presto in attività. A mettere in forse tanta certezza, intervenne il 4 novembre del 1960 un evento imprevisto: la caduta nel lago del Vaillant, il cui invaso allora si trovava a quota 640, dal versante sinistro di 800.000 metri cubi di detriti, che provocò un'onda di 2 metri, la quale, incontrando lo sbarramento artificiale, si sollevò ad un'altezza di 10 metri. In concomitanza della frana, si evidenziò sul Monte Toc una frattura a forma di M, dello sviluppo di 2.500 metri. Il fenomeno fu interpretato dal professor Penta come l'intersezione con il terreno di una lunga superficie di rottura profonda quanto la valle, separando dalla montagna un'enorme massa di roccia. Comprensibile l'allarme degli abitanti della valle. Gli insoliti intorbidamenti delle acque del lago e le frequenti scosse di terremoto fecero intuire che la situazione era grave. Per la SADE, invece, era tutto tranquillo. La sola preoccupazione era quella di non arrestare la fase di collaudo della diga, avviato nel febbraio di quell'anno e proseguito nel maggio successivo, con l'innalzamento del livello del serbatoio da quota 610 a quota 650.
Tuttavia, l'inatteso fenomeno franoso preoccupò anche il costruttore della diga, Carlo Semenza, che ben conosceva l'instabile natura geologica dei versanti della valle. Le perplessità di Dalpiaz di innalzare la diga fino a quota 726,5 vennero confermate sia da Edoardo Semenza che da Müller, e le possibilità che quella frana si potesse muovere erano evidenti. Fu pertanto deciso di costruire una galleria di fondo per collegare le due parti del lago nella malaugurata ipotesi che il bacino fosse diviso dalla caduta della frana, e venne disposta un'esplorazione del terrazzo di Casso per verificarne la stabilità. Nell'autunno successivo furono ripresi gli invasi sperimentali. In ottobre il livello del serbatoio fu portato a quota 640, in dicembre a quota 655. Nel febbraio del 1962 a quota 675. Nello stesso mese giunse l'autorizzazione ad innalzare il livello del lago fino a quota 700. In maggio fino a quota 715. La situazione precipitò nel giro di soli 3 mesi. In luglio, nella valle, ma anche a Longarone e a Cimolais, ripresero le scosse telluriche e i boati, mentre le acque del lago tornarono ad intorbidirsi. Agli allarmanti messaggi del comune di Erto e Casso, la SADE rispose il 12 settembre, assicurando che gli abitati di Erto e Casso in nessun caso potevano essere influenzati dalla presenza del serbatoio. Ma che qualcosa di tremendo stesse per accadere, l'avevano intuito tutti nella valle. Gli operai del cantiere Monti sulla diga, i cassanesi che abitavano sulle pendici del Toc, gli ertani e soprattutto i responsabili della SADE constatarono attraverso le strumentazioni di controllo e i posti di osservazione come le più nere previsioni si stessero avverando. Il Toc si stava letteralmente sfaldando. La frana, profonda e immensa, si stava muovendo velocemente. Gli alberi si piegavano sempre più verso il lago. Le fratture del terreno si ampliavano sempre più a vista d'occhio. La strada panoramica si deformava, rendendo difficile camminarci sopra. Occorreva fare qualcosa. Ma cosa? In comune si decise di far sgomberare gli abitanti dal versante del Toc e di chiudere la strada che da Pineda portava fino alla diga. Provvedimenti opportuni, ma non sufficienti. Era il caso di far sgomberare tutta la valle e magari anche gli abitanti di Longarone. Se era vero che la frana del 1960 aveva alzato un'onda di 10 metri, chi poteva garantire che un'altra onda, ben più grande, potesse riversarsi oltre la diga e devastare la cittadina di Longarone? Alle 12:25 dell'8 ottobre, la SADE, in un allarmante telegramma, confermò l'accelerazione del movimento franoso e chiese l'immediato sgombero delle persone dalla zona interessata, nonché il divieto di transito sulla strada panoramica lungo la tratta San Gervaso-Pineda-Diga, decisioni già assunte dall'amministrazione di Erto e Casso. Il 9 ottobre la giornata trascorse in un clima sospeso simile alla rassegnazione. Non a caso, a Venezia, nella sede della SADE, l'ingegnere Nino Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche, davanti al precipitare della situazione, mormorò: che Dio ce la mandi buona. Come sempre, quella notte in Val Vajont, tutto sembrava fermo, immoto. C'era il silenzio, il solenne silenzio della montagna. Sopra, il profilo tormentato dei monti. Il cielo era stellato, non una nuvola a turbarlo. E c'era pure la luna, con il suo faccione giallo che si specchiava nelle acque del lago. Quando d'un tratto